Gaetano Curreri, ospite di Velvet Music Italia. Ciao Gaetano. Ciao. Beh, il 30 anni degli Stadio, ma prima di parlare di un disco, Immagini del vostro amore, da non confondersi col singolo Immagini del nostro amore, io a Gaetano chiedo una riflessione sul discorso delle bandiere oggi nel mondo dello sport, nel mondo del calcio, riprendendo un suo brano, Gaetano Giacinto, molto molto recente, ma anche pensando a Pantani, ad esempio, a altre cose che tu hai scritto. Ma allora, il raccontare i miti, i personaggi e l'umanità di certi uomini di sport è sempre stata una cosa che mi è piaciuta tanto, perché insieme a queste due canzoni che tu hai citato ce n'è un'altra che ho scritto con Roberto Roversi, che si chiama Doma il mare Doma, dedicato a Diego Armando Maradona, dove in maniera molto così poetica, in maniera molto tenera anche, Roversi, che era un grande poeta, aveva un occhio proiettato nel futuro, anche perché lui mi diede questa poesia quando Maradona era in un momento di grande, diciamo che era caduto nella polvere più polverosa. Sì. Ecco, e lui mi scrisse questo testo proprio a raccontare le gesta di questo uomo che era stato rovinato da se stesso per certi versi, ma che aveva saputo dare e regalare delle emozioni e una qualità di calcio unica. Penso che sia stato uno dei più grandi calciatori della storia del calcio. Assolutamente. E quando tu riesci a raccontare questi personaggi con la poesia di Roberto Roversi, oppure con la maestria di Giancarlo Bigazzi quando abbiamo scritto Pantani, oppure la grande capacità di Andrea Mingardi che ha scritto il testo di Gaetano Giacinto, tu ti rendi conto che stai facendo un quadro, non è solo una fotografia, è un quadro che rimarrà lì, rimarrà a imperitura memoria, perché una canzone ha questa forza rispetto all'articolo del giornalista, rispetto all'articolo che poi uscire sulla Gazzetta dello Sport, tanto per citare un giornale sportivo molto, molto, molto letto. L'articolo rimane quel giorno, forse il giorno dopo, poi sparisce, non se lo ricordo più. La canzone invece rimane lì e rimarrà lì a essere macinata, raccontata, cantata, trasmessa. Ecco, quindi questa ti dà un'ulteriore forza. Quindi quando tu racconti l'amore e la generosità di personaggi come Giacinto Facchetti, Gaetano Scirea, oppure racconti le gesta di un grande campione come è stato Marco Pantani, o di un grande uomo, di un grande calciatore, forse un pochettino più in difetto dal punto di vista dell'uomo, come Diego Armando Maradona, tu ti rendi conto che stai facendo qualcosa che rimarrà lì nel tempo e che rimarrà lì e darà un'ulteriore immagine e riuscirà a dare una luce ancora più chiara e più giusta a questi personaggi che fanno parte dell'immaginario collettivo. Senti, un tuo amico, oltre collega, che è Luca Carboni, una volta cantava Le band si sciolgono. Sì, c'era anche una mia canzone, credo. Vedi, ricordo, infatti anche per questo. Hai mai avuto il pensiero di... Un po' di vita. Ah, Un po' di vita. vedi. E hai mai avuto il pensiero di fare un percorso in solitaria, quindi un po' staccandoti dalla band storica, insomma? No, io di uscire dagli stadi non ci ho mai avuto questo pensiero. È chiaro che senti l'esigenza, come senti in questo momento, di fare altre esperienze. Io in questo momento ho un paio di altre così, cose con le quali collaboro. Una è, ogni tanto mi capita di suonare col grande Paolo Fresu, e questa è una cosa che mi dà una grandissima energia, mi arricchisce proprio dal punto di vista umano e anche musicale. E poi un'altra cosa che invece con un quartetto d'archi che io stimo e ammiro, ma lo stimavo e li ammiravo da anni, poi siamo diventati amici, siamo conosciuti, e che è quella con i Soli String Quartet, con i quali mi diverto a ribaltare e a snaturare e a ricostruire con un'altra forma canzoni mie scritte per altri, che io non canto per esempio in concerto, prima di partire per un lungo viaggio, con una canzone che ho scritto per Irene Grandi insieme a Vasco, è una canzone che io eseguo insieme a loro in una maniera particolarissima. Ecco, questo mi dà la possibilità di
di arricchirmi dal punto di vista proprio del mio bagaglio culturale, che poi saranno cose che io metterò a servizio degli stadi. Quindi sono percorsi paralleli, non ho mai pensato di chiudere da una parte per fare un'altra cosa, no. Ci sono periodi nei quali io posso permettermi di fare anche altre cose, le faccio proprio con il gusto di andare a ricaricarmi, così a dare ad arricchirmi di qualcosa che poi può essere utile per... Senti, adesso leviamoci il dente senza una domanda e risposta secca. Vasco qualche giorno fa ha comunicato ufficialmente che il prossimo autunno uscirà l'album. Noi personalmente, insomma, prevediamo ci sarà almeno un tuo brano. No, questo non posso dirlo. Bene. Però è chiaro che io e Vasco siamo due amici che scrivono canzoni da tanti anni. Certo. E non solo scriviamo canzoni, siamo proprio due amici. Chiaro che quando ci incontriamo, oltre a parlare, commentare il mondo, la vita, quello che ci capita, è chiaro che quando meno uno se lo aspetta viene fuori la canzone, perché insomma io poi ho imparato, grazie all'incontro con Roberto Roversi, a musicare i testi, e questo l'ho messo a frutto con Vasco, con canzoni come Un Senso, come Buoni o Cattivi, come Rewind, tutte canzoni che sono nate dal testo. Prima di partire per un lungo viaggio è nata dal testo. Erano testi scritti L'uomo più semplice. È una canzone che parte dal testo, e quindi è molto divertente prendere un testo di Vasco che c'ha già la musica e mettermi lì e trovargliela questa musica. Quindi scrivere canzoni con Vasco per me è un fatto veramente molto naturale. Sono un uomo fortunato perché sono un suo amico, ma è proprio per questo che poi noi scriviamo canzoni non perché ce l'ha ordinato il commercialista, ma perché ci piace scrivere canzoni insieme. Hai citato i Solid String Quartet prima, e c'è un brano nell'ultimo disco che vi riguarda, no? Che è La mia canzone per te, che è molto bella, diciamo forse, tra virgolette, definiamola la canzone più struggente probabilmente di questo disco. È una canzone dedicata da un padre a una figlia, o una storia d'amore? No, è un padre e una figlia. Benissimo. Quella canzone la scrivemmo con Saverio Grandi, sì, all'indomani di quella tragedia che è stata la tragedia che ha investito la famiglia Englaro. Ah, come no. Noi eravamo in studio ad Acquapendente, stavamo facendo l'amore volubile, credo. Era sì, in quel periodo lì. No, sì, era sì, l'amore. E noi avevamo proprio l'esigenza, anzi, Diluvio Universale. Diluvio Universale. Avevamo proprio l'esigenza stavamo chiudendo il disco, anzi il disco era praticamente chiuso. Però io e Saverio, guardando questi telegiornali, leggendo sui giornali i commenti, tutti parlavano, tutti davano un'indicazione di quello che bisognava fare, tutti volevano dire cosa bisognava, come doveva finire come doveva continuare la vita di questa povera ragazza, di cosa doveva fare il padre, tutti dovevano dire qualcosa. Noi abbiamo voluto raccontare il dolore di un uomo che doveva abbandonare la figlia, salutarla per l'ultima volta, e abbiamo scritto questa canzone, proprio con l'idea di raccontarla così, in maniera proprio struggente, come è venuta fuori quel testo. Poi chiaramente il disco era chiuso, gli altri erano già andati anche a casa, eravamo rimasti io e Saverio che eravamo produttori, quindi dovevamo ascoltare finiti i mix. Ci mettemmo pianoforte e voce, chiamavo il nostro amico che era lì, Nicolò Fragile, e l'abbiamo ucciso così una notte. Finito il testo, Saverio aveva finito il testo, l'abbiamo messo così, come se fosse un provino. Però è una canzone che io nel mio cuore ho sempre detto, prima o poi questa la riprendo. L'occasione è successa con i Sonis, che hanno fatto un arrangiamento di archi. Sì, bellissima, assolutamente. Da manuale dell'arrangiatore, e allora abbiamo avuto così la possibilità di ridare una possibilità di ascolto a questa canzone, che secondo me è molto bella. La promessa, che è un altro brano incluso in questo disco, con Noemi. Allora, Noemi qualche mese fa mi disse in maniera diretta: a The Voice io porterei Curreri. Questa è stata proprio la sua frase. Allora bisogna... Non so fare che cosa, fare concorrenti. Ma probabilmente perché c'è un po' non lo so, definire la crisi, oggi va di moda il termine crisi, vabbè, purtroppo. C'è una crisi di autori, e quindi forse tu sei uno di quelli che sia prima sia oggi, insomma, riesce ancora a dire qualcosa di interessante, penso. Beh sì, forse, anche perché con Veronica c'è veramente un rapporto di grande affetto.
Io amo la voce di Veronica, che è una voce fantastica, una originalità, una capacità di interpretazione che è assolutamente al di sopra della media alta. L'altra cosa che mi colpisce, adesso che la conosco da un pochettino più di tempo, è la sua testa. La sua testa che va sempre che non si accontenta mai, capito? Che non si limita a dire adesso sono qui, sono arrivato, ho fatto questo, adesso mi metto a posto lì, canto la canzone di qua, metto a posto di là. No, lei va avanti, lei vuole appagare le sue passioni, vuole costruire il suo mondo, lo vuole costruire con quello che sono le sue passioni, la sua generosità musicale. E questa è una cosa molto bella vista la sua età, visto anche quello che si è guadagnato in questi anni dal punto di vista della credibilità. Il fatto di metterla sempre in gioco, perché deve appagare la sua passione per la musica, la sua passione per quello che lei considera la bella musica, sì. È una cosa che me la rende veramente molto vicina dal punto di vista dell'intento che abbiamo tutti e due nei confronti della musica. Va bene. Senti, domanda un po' larga, diciamo in un certo senso, da questo 2014 cosa ci possiamo aspettare dopo anche i grandi concerti che sono stati alla fine del 2013, e ti faccio una domanda doppia, ti dico se in un disco prossimamente potremo finalmente avere alla batteria quel giovane Verdone che mi pare sarà Cavi Benino. Bello, Carlo è sempre in panchina, da un momento all'altro potrebbe entrare in campo, come sai succede ai fuori classe, sì, che ai fuori classe sono un po' che hanno bisogno di stare un po' in panchina per poi dare il meglio per dentro in campo, potrebbe succedere. No, a parte gli scherzi, noi quest'anno ci dedicheremo molto alla scrittura dell'album nuovo, perché ci rendiamo conto che abbiamo come dicevano i tuoi colleghi anche ieri sera, che ho incontrato due grandi giornalisti come Assante e Castallo. Noi siamo forse l'unica, o comunque una delle prime band d'autore che c'è nel nostro paese. Poi dietro di noi ce ne sono venute altre, giovani band che faranno anche un grande successo, nei Gramar, sì, che hanno questo intento del comunque qualificare le loro canzoni con anche dei testi d'autore. E noi ci sentiamo questo, ci siamo sempre sentiti un po' questo, adesso sentircelo dire anche dai bravi critici, uno dice vabbè, allora forse ci siamo riusciti, e quindi questo ci dà una doppia responsabilità. Noi abbiamo avuto la fortuna in questi mesi di ritrovare dei testi che ci aveva lasciato così in eredità proprio, una cosa bellissima questa, di Roberto Roversi, che ci aveva lasciato proprio per noi una cartelletta così, canzoni per gli stadi. E Antonio Bagnoli, suo nipote, me le ha fatti avere, e su questo io ci lavorerò. Una ci sto già lavorando e siamo già a buon punto, e altre due ci lavorerò, e poi si saltano fuori altre cose. Ecco, sicuramente non so se questo sarà un progetto a parte rispetto al disco, mentre il disco sarà un altro, vediamo, stiamo valutando una serie di cose, però stiamo maneggiando un sacco di musica, un sacco di cose, questo ci dà un grande entusiasmo e anche grande voglia di fare, però lo vogliamo fare bene, perché ci rendiamo conto che non possiamo, cioè ormai siamo arrivati a un livello che dobbiamo fare le cose bene, non dobbiamo fare le cose tanto per farle. Giusto. Senti, l'ultima cosa per chiudere è una domanda che faccio a tutti i tuoi colleghi, quindi ti tocca. La canzone nell'armadio, ovvero non quella nel cassetto che stai scrivendo, ma quella di quando eri ragazzino, in un certo senso da adolescente, una canzone trash legata anche al mondo del cinema, al mondo dei cartoni animati, dei telefilm, che ti piaceva e che ancora oggi un po' ti dà dei bei ricordi, un piacere ad ascoltare. Non è tanto una canzone trash, è una canzone che è molto bella, perché era una canzone che aveva uno svolgimento quasi sinfonico, che era Music. Come? John Miles, vero? Quella è una canzone che nel mio immaginario ha sempre rappresentato un grande livello, cioè qualcosa che io prima o poi mi piacerebbe fare una cosa così. Non so se ci riuscirò, ma questo fatto che in una canzone lui era riuscito quasi a fare una piccola opera, è una cosa che mi ha sempre, io che vengo dalla cultura classica, perché mia mamma mi ha
messo sul pianoforte molto giovane, era un bambino, mia mamma professoressa di pianoforte. Io ho sempre avuto questo legame molto forte con la sinfonica, con la musica classica, quella con la M maiuscola. E mi rendo conto che più vado avanti negli anni, più vado avanti nel mio lavoro, e più mi rendo conto di quanto il percorso che noi stiamo percorrendo è un percorso che ci sta portando anche verso certi mondi musicali. Insomma, quando mi dicono che Chiedi chi ero nei Beatles è diventata un classico, io mi sono pieno di orgoglio, perché in fondo era quello che volevo. Insomma, in fondo Chiedi chi ero nei Beatles è un po' una cosa di questo tipo. Va bene, allora come dicono quelli bravi, un saluto agli amici di Velvet Music da Un grande saluto agli amici di Velvet Music, da Gaetano Correni, dagli Stadio. Grazie, viva gli Stadio, ciao. Viva.